Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci in diretta dal Santo Canale, già il secondo minuto di Vis Palermo Fincantieri. Siamo nella giornata numero 22 del campionato Under 17 siciliano, il girone B. Vis Palermo in maglia nera e pantaloncini neri con la Fincantieri in maglia rossa e pantaloncini blu scuri. Andiamo ad elencare le due formazioni con la Vis in campo con il 4-2-3-1 di Salvatore Demma. Mazzola in porta, in difesa da destra verso sinistra Mauro, Costa, Agnello e De Giorgi. A centrocampo Arena e terzo Visconti, Salvatore Marsala e Lonardi. Alle spalle dell'unica punta Adelfio. La Fincantieri di Giuseppe Di Fresco invece risponde con il 3-4-1-2, Di Maggio in porta, Leonardo Mistretta e Gaziano in difesa. A centrocampo Viviano, Scafidi, Calisti e Tantillo. Sulla tre quarti Catanzaro, alle spalle di Scurato e Cilio. L'arbitro della partita è Cristian Di Franco della sezione di Palermo. Squadre che si contendono il possesso del pallone, entrambe vogliono una vittoria per un fattore di continuità. Per quanto riguarda la Vis, viene la squadra di Demma da 2 vittorie di fila contro Sport Palermo e Sporting Termini. La Fincantieri invece reduce dal 3-0 contro il Team Calcio in risposta al 5-2 subito per mano della Fortitudo Bagheria nello scontro diretto in ottica playoff. Fincantieri quinta, Vis settima. Punizione per la Fincantieri, il pallone in profondità viene levato via degli avversari, viene lanciato in profondità ad Adelfio. Il recupero da parte della Fincantieri. Ora si ripete, ma durante la partita si cambia sempre. Battuta male la rimessa, raccomandazione da parte dell'arbitro. Questa volta qui si va a ripetere la battuta, dalla prossima sarà sempre cambio. Altro fischio, altra interruzione del gioco. Il possesso palla da parte della Fincantieri è stato cercato in profondità, Scurato. Adelfio intanto recupera il pallone, avanza la Vis, ha fintato nel tirare. Adelfio preferito andare a sinistra quando non c'è stata alcuna possibilità. Conclusione provata da Visconti, nuova proposta, c'è ancora dello spazio. Adelfio tacco in mezzo a cercare Salvatore Marsala, si va avanti nell'attacco da parte della Vis Palermo. Con un calcio d'angolo. Si può andare alla battuta, pallone sul secondo palo, tutti a saltare dalle retrovie. I giocatori della Vis, guadagna il possesso Adelfio, mette dentro il salvataggio di Agnello in difesa, cerca di ripartire la Fincantieri.
con l'avanzata da parte di Scurato, sterza sul destro, calcia Scurato sul primo palo. È stata la sua intenzione, tiro troppo strozzato. Apprezzato lo stesso il tentativo da parte di Carmelo Scurato. Diversi genitori a guardare la partita qui al Santo Canale di Palermo. A guardarla dal basso, dato che per adesso sono in corso i lavori per il rifacimento della tribuna coperta. Occhio alla vis, Leonardi evita l'avversario, poi calcia al rasoterra, pallone sul fondo. Opportunità per Leonardi, un po' sprecata. È uscito un tiro a rasoterra. Gira tutto Visconti. Sponda per Adelfio, che evita sì la scivolata da parte di Leonardo, ma il possesso viene recuperato da parte della Vis. Adelfio, altro contrasto, ne sta avendo tantissimi in questi primi minuti, possesso che però capita ai giocatori della Fincantieri, quelli in maglia rossa. Sale la squadra di Fresco, cercano tanto gli scambi Tantillo e Cilio, poi intervento falloso ai danni di Visconti. Bravo Antonino, bravo. La punizione battuta da Agnello, pallone che capita in area di rigore, recuperato da Scurato, contrasto assieme a Terzo. L'arbitro dice al giocatore della Vis basta. Presumibilmente la prossima volta sarà ammonizione. Niente da fare per Cilio e comunque rimessa laterale per la Fincantieri. Dicevamo il 3-0 sul Team Calcio, ultima partita. Occhio al pallone in profondità, spazzato fuori. Noi ci sentiamo noi. Portiere a terra. Si tratta di Mazzola, quello della Vis Palermo. Gioco naturalmente fermo
c'era ok per far battere l'angolo, pallone dentro sul primo palo, lo stacco non avviene, recupera Adelfio verso il centro del campo da Arena, fermato in maniera fallosa. Viviano non recupera, ancora Adelfio, si ritorna in difesa, finisce giù, terzo, punizione conquistata da parte della squadra di Salvatore Demma. Pallone altissimo per quanto riguarda la battuta di questa punizione, niente da fare per Agnello. La finta di Gaziano contro l'arrivo di Adelfio, poi fermato Viviano da parte di De Giorgi. Alzata di Salvatore Marsala, poi un contrasto in mezzo al campo, c'è la punizione concessa alla Fincantieri. Questa qui è anche una sfida un po' in famiglia, perché queste due squadre sono sotto quella del Cus Palermo a livello di scuola calcio. Infatti ci sono anche diversi ex sia da una parte che dall'altra, e da entrambe le parti ci sono tanti ragazzi che sono passati anche tra le fila del Cus Palermo. A prescindere, quindi, in base a ciò che è successo nella prima parte di campionato, si preannuncia una sfida abbastanza equilibrata. Pallone dentro, l'uscita di Mazzola, anche in questo caso nessun tiro verso la porta difesa dalla portiere della Vis, che alla fine si è rialzato, tutto ok per lui. Rimessa nuovamente da battere. Protezione del pallone con Arena che va a commettere il fallo, gioco che si sta interrompendo spesso. Punizione Fincantieri. Pallone dentro, il colpo di testa a levar via di Salvatore Marsala. Lo scatto fine a se stesso in fascia di Leonardi. Gaziano, Scafidi, contrasto
Insieme a terzo il recupero della Vis. Adelfio vede lo scatto in fascia di Visconti, ci arriva, sì, può fare un altro po' di metri, mette giù basso Adelfio, oltre la traversa. Il pallone però ha girato bene, Dai Salvo, dai! non è stato preciso però. Va bene! Dai, pressiamo! Un'occasione leggermente più interessante nel corso di questa partita. Altro recupero della squadra di casa. Adelfio, stavolta spalla alla porta, lascia dietro per il tiro e la sponda in profondità. Finisce fuori il colpo di testa di De Giorgi. Ha segnato un gol bellissimo contro la Pena, partita però persa 6-1 ad Agrigento, una delle scorse trasferte della Vis. Traiettoria imprendibile dalla distanza per il portiere avversario. Altro anticipo a fermare l'avanzata della Fincantieri, spazio tanto a destra. Adelfio mette giù il pallone, voleva servire Visconti, alla fine viene bloccato da Gaziano. Cambio di gioco, ancora Visconti, profondità, c'è stato il tocco di Tantillo. Spazio per Marsala, che poi è andato anche a segnare, ma c'è stata la segnalazione di fuorigioco. Da parte dell'arbitro. Nuovo pallone in profondità, Visconti, ancora Visconti, secondo palo per Leonardi, ancora fuori, Vis che cresce sul piano delle occasioni. Vai, stiamo lì, pressiamoli! Stiamo lì, pressiamo! Uscita in difesa
della Fincantieri. Punizione fischiata dall'arbitro, superata la prima metà del primo tempo. Un paio di occasioni interessanti per la Vis, soprattutto alla destra di Di Maggio, il portiere della Fincantieri. Ancora nulla però per la squadra ospite. Scafidi, c'è fallo secondo l'arbitro commesso da parte di Terzo. Posizione interessante da cui calciare. Scafidi con il destro oltre la traversa. Opportunità anche per la Fincantieri su calcio di punizione. Pallone uscito secondo l'arbitro. Altro servizio con la fascia, fuori gioco questa volta. Adelfio, palla 2, tutto regolare. Lotta ancora la Vis, è rimessa però per la Fincantieri. Pallone al limite dell'area, recuperato però dalla Vis, la scivolata fondamentale di Gaziano, il recupero del pallone, colpo di testa, l'ennesimo
ci pensa alla fine Mauro. Tantillo, non c'è stato lo scambio con Cilio. Tantillo la recupera di nuovo. Il tiro che colpisce la traversa, sembrava abbastanza innocuo. Il tiro da parte di Tantillo, pericolosissimo. La rimessa laterale con il colpo di testa di Catanzaro, pallone che capita a Lonardi, possibilitato nelle calciare. Fincantieri esce, già è da un paio di minuti che gestisce il pallone che capita nuovamente a Tantillo, pallone morbido verso il secondo palo da parte di Scurato, finisce sul fondo. Punizione, un'altra per la Fincantieri. Stavolta dal vertice dell'area di rigore della Vis. Tantillo contro la barriera a 2. Va Tantillo verso la porta, la va a prendere Mazzola. Tantillo sale un po', palla al piede, Cilio evita in scivolata l'avversario, poi il pallone viene spazzato fuori. Fincantieri che si è accorta dell'attacco della Vis con qualche occasione pericolosa. C'è stata la traversa di Tantillo e adesso si resta in proiezione offensiva. Catanzaro, pallone elevato via, c'è l'opportunità, aveva lasciato lì tutto Viviano.
ha visto di più il campo che i compagni. Adelfio dall'altro lato la va a prendere così Visconti, cross basso sporcato, colpo con il braccio da parte di Arena, è tutto buono secondo l'arbitro. Poi Arena commette fallo in attacco. Poco più di 10 minuti alla fine di questo primo tempo. Adelfio ci vorrebbe credere, spazza tutto là Fincantieri, pallone morbido, risponde ancora la difesa in a maglia rossa, ci va a provare terzo, abbondantemente fuori. Scafidi, il pallone viene girato dalle sue parti, anche un po' più di spazio per correre. Adelfio contro 3 avversari, 2 dei quali si vanno a scontrare. Il giallo ai danni di Cilio, primo cartellino della partita. Per il bomber della Fincantieri, momento abbastanza positivo quello che sta vivendo, con 5 gol nelle prime 13 giornate. Ne ha fatti 4 nelle ultime 5, con una maggiore fiducia nei suoi confronti da parte di Fresco. Prossimo obiettivo doppia cifra, perché si trova a 9 gol. Adelfio vince il rimpallo, sempre lì al limite, lascia tutto a Visconti, si ritorna indietro dalla proposta di terzo, subito respinta. Costa di testa a colpire Leonardo, prova ad agganciare con il tacco scurato, fermato subito. Altro colpo di testa. Adesso il possesso è di Catanzaro, nessun aggancio di Scurato. La raccoglie Mazzola. Contrasto duro con Gaziano protagonista. Giù terzo. Adelfio lascia lì con la suola il pallone in mezzo a tantissimi avversari nel
bel mezzo della mischia. Calisti allarga per Viviano, va a rispondere la Vis con De Giorgi, nuova sponda di testa, l'aggancio con il petto di Catanzaro che mette giù, stava arrivando dall'altro lato, niente da fare. Leonardo, la Fincantieri ricomincia da capo, lancio lungo che non si perde sul fondo perché il pallone resta vivo. Tantillo lo controlla fino alla fine, adesso sì che ce l'ha rimessa dal fondo per Mazzola. Tutta! Pallone passato verso il centro, ancora Catanzaro, spinto giù da Arena. Calcio di punizione per la Fincantieri. Un po' graziato dall'arbitro. Arena. Catanzaro, pallone in mezzo, colpo di testa all'indietro, ci arriva Mazzola a deviare in angolo, vicinissimo alla traversa questo pallone. In piena area, varie spinte, vari contrasti, altro colpo di testa sul primo palo, c'è Mazzola. Altra buona occasione per la Fincantieri, sempre nell'avere a che fare con le traverse, anche se non direttamente in questo caso. Tantillo, largo da Catanzaro, cross in mezzo. Visconti sbaglia la punta verso Delfio. Nel frattempo vedete che ad assistere alla partita è l'Under 17 del CUS Palermo, che proprio qui alle ore 17 affronterà i Parietà del calcio Sicilia. Grande partita che vi proporremo sempre sul canale YouTube di Sportisili, sempre qui in diretta dal santo canale. Calisti gira da Catanzaro, sale anche Tantillo, se la allunga un po', chiude puntuale Mauro.
Catanzaro serve dietro, c'è il piazzato sul secondo palo, ancora attraversa Scafidi sul fondo. Altra occasione per la Fincantieri e la seconda traversa. Adesso c'è anche la sfortuna di mezzo. Certo, non era un tiro, però certe traiettorie ogni tanto finiscono in rete, partendo con il presupposto del cross. Non è stato così per la Fincantieri poco fa. Lanciato ancora Cilio. Adelfio si muove, Visconti fermato in maniera ottima da Gaziano. Il pallone scorre fino nell'arrivare a Tantillo. Scafidi calcia a rasoterra. Mazzola. Il tocco di Mistretta. Irregolarità secondo l'arbitro. La punizione. Gaziano avanza Alex Monreale. Giucilio la protegge con le gambe, è bravissimo in questo, anche senza fallo. Il contrasto da dietro, non c'è fallo secondo l'arbitro da parte di Mauro. Situazione dubbia, con la Fincantieri a un passo nel guadagnare il calcio di rigore al 45esimo. Ancora la squadra di Fresco, che stavolta cambia lato. Scurato, passaggio in mezzo, c'è il gol da parte di Cilio, ma non è valido perché l'arbitro aveva interrotto tutto prima. Si era girato bene Cilio. Tutto fermo però. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Vis Palermo e Fincantieri. 2 traverse per la squadra di Fresco poco fa, l'opportunità per Cilio, con l'arbitro che però ha fischiato. Proprio di Fresco cerca di parlare con l'arbitro. Poco fa soprattutto un calcio di rigore dubbio non assegnato alla Fincantieri per un presunto fallo di Mauro in area di rigore. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo qui tra meno di un quarto d'ora circa per il secondo tempo di Vis Palermo Fincantieri. Silvio Baldini torna al Barbera per donare al Museo del Palermo la panchina d'oro vinta in qualità di miglior tecnico della Lega Pro. Questa mattina, vi ho detto, ti batteva già forte il cuore ancora prima di arrivare qui allo stadio. No, non credevo che quando sono arrivato qui, che era mezzogiorno e 25, ho sentito il cuore in gola, ho proseguito perché se mi fermo poi non so cosa mi succede, nel senso ho sentito un'emozione forte, quindi ho proseguito altri 5 minuti, quando è passato sono venuto e ho portato questo premio alla città, perché questo premio come detto al Presidente non è mio ma della città e di quella magia che la gente aveva creato con la squadra, quindi questo
come ho detto, questo premio è la magia della città, quindi se può essere ricordato, di ricordarlo in questa maniera. Ti ha accolto il presidente del club Dario Mirri, qual è la prima cosa che ti ha detto? Insomma, raccontaci un po' quei momenti quando proprio hai lasciato in dono e hai praticamente griffato in eterno, no? Con la tua firma il nome di Silvio Baldini nella storia del Palermo. Niente, era contento perché anche lui è il primo presidente che ha un allenatore che vince questo premio, quindi è uno che anche lui fa parte di questa storia. E poi niente, ci siamo raccontati tutti i momenti belli che abbiamo vissuto, è stato molto piacevole, molto gradevole, abbiamo rivissuto tutto il periodo più bello che abbiamo passato l'anno scorso e poi gli ho lasciato una busta dell'AIC a sezione allenatore e guarda caso, gli dico guarda questa è la busta e c'è un numero, 12, e lui la prima cosa che ha detto, 12 è la curva, quindi vedi anche il segno del destino, della città. Io ti raccomando, conserva anche la busta, non ci stingiamola perché questo numero ha un significato, no? Per dirti, a Coverciano ci hanno consegnato il premio con delle buste, e ognuno aveva un numero e il mio numero era il 12. Il Presidente ha subito detto, questo è il numero della curva, ecco, il significato che vede che questo premio era giusto che andasse alla città. Hai realizzato un'impresa sportiva, anche un capolavoro direi di natura umana e sociologica, hai nuovamente riacceso l'entusiasmo della città e il senso di appartenenza, no? Per la tifoseria nei confronti di questa squadra. Se pensi a un flash, il momento più significativo, quello che ti è rimasto più nel cuore di quella meravigliosa cavalcata. Ma niente, una sera mi sono affacciato qua, c'erano i tifosi che ci incitavano prima della semifinale, no, prima della finale, e ho visto persone anziane, bambini, cantare e ballare. E lì vedevi la storia di una città in cui gli anziani trasmettevano ai più giovani cosa vuol dire l'amore, la fede per il Palermo. E questo è stato, quel momento lì è stato il momento più significativo, dove ho toccato con mano che c'era questa magia e noi saremmo stati invincibili, che avremmo vinto contro qualsiasi difficoltà. Tornando indietro, ovviamente divergenze concettuali, strategiche, operative con la nuova proprietà, quelle dimissioni, scelta giusta, qualche rimpianto, c'è ripensato? Allora guarda, di queste cose non ne voglio parlare perché non voglio perdere la magia, quello che mi interessa è la magia. Io ho donato questo premio perché do la città, voglio rimanere legato a questa città e mi voglio solamente ricordare questa magia. Il resto non conta niente, conta solamente il Palermo. Posso soltanto chiederti quanto sei orgoglioso che i tuoi ragazzi, quelli della vecchia guardia, da Marconi, Valente, Soleri, Brunori, continuano ad essere assolutamente decisivi e fare la differenza anche quest'anno in Serie B? I giocatori dell'anno scorso sono stati degli eroi, perché da quando sono venuto a gennaio arrivare alla fine loro hanno fatto un miglioramento enorme, ma non solo dal punto di vista come calciatori, ma anche come persone, che riuscivano a gustare come uomini quello che facevano, riuscivano a portarsi a casa la gioia, e questa gioia loro avevano capito che andavano nutrita con l'allenamento, con l'amore, con la passione, e questo gli ha fatto fare il salto e sono diventati giocatori fortissimi, e come ti ripeto, quelli dell'anno scorso sono stati degli eroi, e quest'anno se continuano a far bene perché sanno cosa vuol dire la magia, sanno cosa vuol dire per questa città il Palermo quando vince, quando dà la gioia, e quindi è normale che loro sono sempre giocatori protagonisti. Silvio, tu sei un uomo estremamente schietto, immagino avrai visto qualche partita, Corini sta facendo un ottimo lavoro, è stato un tuo calciatore, ecco la tua sensazione sul modo di stare in campo, di giocare questo Palermo, e l'obiettivo anche reale, questa squadra può realmente competere per i playoff e magari ripetere il miracolo della scorsa stagione? Non mi va di parlare sempre perché dalla tribuna tutti gli allenatori sono bravi, quando si scende in panchina allora vedi la realtà da un altro livello e lì capisci le difficoltà, quindi penso che il cammino del Palermo è un cammino solamente positivo e la vittoria finale dipende solamente dalla loro fede. Se loro ci hanno la fede e credono di andare in Serie A, andranno in Serie A. Perché l'anno scorso l'abbiamo provato noi quando eravamo in difficoltà, che non abbiamo mollato, i giocatori cosa sono riusciti a fare. Quindi sono sicurissimo che se si arriva a ragionare non in termini di moduli, ma di passione, di amore,
di quella fede che tu ti devi nutrire per dare un senso alla tua vita, allora sicuramente il Palermo consente. Per chiudere, ormai sei un palermitano d'adozione, hai scelto questa città, tra virgolette, anche per vivere. Cosa vuoi dire? Un messaggio, un pensiero alla gente di questa città a cui oggi comunque tu hai fatto un dono di straordinaria importanza? No, io l'unica cosa che posso dire, ho scelto di vivere qui, ho scelto di condividere queste culture, queste radici, perché non mi sento mai solo, non sono mai, anche quando sono solo sento che ci sono le persone vicino a me che mi vogliono bene, che mi danno, hai capito? Mi danno quell'amore che mi permette di dire sono orgoglioso di stare in questa città. Oggi è tornato in sella a Zeman, Baldini ha voglia di tornare in sella. Ma questi sono discorsi che non mi devono interessare, mi interessa solo la magia che abbiamo creato con questa città. Palermo al 95esimo, non al 90esimo. La partita difficile da pareggiare o da perdere, abbiamo fatto di tutto per riuscirci e ce l'abbiamo fatta. Atteggiamento decisamente sbagliato di tutti noi, molto pochisti e a volte presuntuosi, e quando si è così accade quello che non deve accadere, pareggi una partita facile da gestire, facile da chiudere, e, ripeto, l'atteggiamento è stato quello sbagliato e pazienza, è arrivato sto pareggio. Hai le occasioni per poter chiudere la partita, non hai la cattiveria giusta per farlo. Quando non hai cattiveria sbagli gol, sbagli passaggi, e noi ne abbiamo sbagliato un'infinità oggi, ma tanti, veramente tanti. Onestamente era una partita facile, l'abbiamo messa sul facile, ce la siamo complicata da solo, veramente non c'erano i presupposti per pareggiarla. E ci siamo impegnati a pareggiarla, ci siamo riusciti, e che è causa del suo male bianca se stesso. Quando non chiudi le partite per le tante occasioni create, poi c'è il rammarico di non averla chiusa, quindi l'avversario ci crede forse un pochino di più rispetto a noi e alla fine viene premiata una squadra che comunque ci ha creduto fino alla fine. Per certi versi anche oggi abbiamo giocato, abbiamo avuto il panino del gioco, abbiamo creato tanto, però diciamo che secondo me oggi è mancata la concretezza lì davanti e per certi versi poi le paghi queste occasioni sprecate. Si riparte sempre con un distacco di 7 punti dalla seconda e con la mentalità quella giusta di chiudere il campionato il prima possibile, perché siamo agli sgocci ed è giusto che adesso tiriamo il più possibile.
Secondo tempo di Vis Palermo Fincantieri, siamo nel girone B del campionato Under 17 siciliano, la 22esima giornata con le due squadre che sono ancora sullo 0-0. La Vis ha avuto occasioni importanti, ma la Fincantieri, che ha colpito di più nell'ultima fase della prima frazione di gioco, ha colpito 2 traverse e ha reclamato un calcio di rigore non assegnato per un fallo nell'area difesa dalla Vis. Non c'è stato alcun cambio nell'intervallo. Facciamo un recap delle due formazioni: Vis Palermo in maglia e pantaloncini neri con il 4-2-3-1 di Salvatore Demma, Mazzola in porta, Mauro, Costa, Agnello e De Giorgi in difesa, Arena e terzo a centrocampo, Visconti, Salvatore Marsala e Leonardi alle spalle di Adelfio, che proprio adesso lancia Visconti, schiaccia Gaziano della Fincantieri. Il pallone però viene regalato, allora Marsala allarga, cross sul secondo palo, da solo per il controllo Leonardi non ne approfitta, c'è stato anche fuori gioco da parte sua, opportunità sprecata dalla Vis Palermo. Fincantieri invece che si è presentata in campo con il 3-4-1-2 di Giuseppe Di Fresco, Di Maggio in porta, Leonardo in stretta e Gaziano in difesa, Viviano, Scaffidi, Calisti e Tantillo a centrocampo, Catanzaro dietro le due punte, Scurato e Cilio. L'attacco davanti ad Elfio, pronto a recuperare il colpo di testa di Leonardi da Tacilio, chiuso alla fine da Mauro. È stato lui a commettere il presunto fallo da rigore. Si riprende da una rimessa laterale per la Fincantieri. In panchina per la Vis, a parte il secondo portiere Cimino, ci sono Macaluso, Zappavigna, Giaccone, Livigni, Ignofo, De Luca e Marchese. Invece la Fincantieri ha a disposizione D'Alessandro, Pirrera, Scriventi, Dalfone, Emanuele, Marsala e Arico. Il secondo portiere non c'è in questo caso. Rimessa per la Vis. La battuta c'è De Giorgi, Adelfio la tocca a lui per ultimo. È stato però un rimpallo fortunoso, con il pallone che è finito fuori. Colpo di testa solido di Visconti, nuova alzata di Viviano, cerca di allungarsela Cilio, nonostante le pressioni si va a prendere il calcio di punizione già battuto per la Fincantieri. Viviano perde il possesso, De Giorgi si allunga, sì, c'è anche la scivolata di Leonardo che ha messo fuori. Battuta affidata al capitano De Giorgi.
Pallone alto da Visconti, lo va a prendere Adelfio, cross cercato verso l'interno dell'area, finisce fuori. Rinvio basso, un po' rischioso da parte di Maggio. La Fincantieri comunque riesce a fare metri e a conquistare una rimessa laterale grazie a Viviano. Scambio con Catanzaro, ancora Viviano, coperto da Arena. Gaziano la butta fuori. Lancio lungo Adelfio, perso Visconti, esce anche Di Maggio che si doveva prendere. Opportunità per la Vis Palermo. Scafidi dietro dalla difesa, un po' di spazio in più per Calisti. Contrasto che vuole vincente Viviano, ci riesce. Scurato, gira, spazio, Catanzaro, calcia Catanzaro oltre la traversa. Fincantieri che aumenta le proprie occasioni. Inizialmente era la Vis a recriminare il vantaggio per le opportunità. Adesso è la Fincantieri che ha più materiale. Ammonito Salvatore Marsala, secondo giallo della partita. Nel primo tempo è stato ammonito Cilio. Lato Fincantieri, questo è il primo giallo per la Vis. Indicazioni da parte di Fresco alla sua Fincantieri, traiettoria lunga, prende Mazzola. Il rinvio, sponda di Adelfio, c'è il colpo di testa di Leonardo. Viviano, mezzo a due da Catanzaro, con la suola la porta avanti un po'. Viviano, stava arrivando il servizio, scurato. Visconti non la mantiene in campo, è rimesso laterale. De Giorgi verso Adelfio, in stretta dietro da Di Maggio. Oltre a questa partita sono iniziate le altre di questa giornata numero 22 con Atletico Stella d'Oriente, Sporting Termini, Ciccio Galeotto, Sport Palermo, Team Calcio Canicattì, Vilabate Panormus, mentre tra un quarto d'ora inizierà Buon Pastore Fortitudo Bagheria. Match abbastanza interessante tra la squadra seconda in classifica, il Buon Pastore, a meno 5 dalla Panormus capolista, contro la Fortitudo Bagheria, che lo scontro diretto con la Fincantieri lo ha vinto.
a casa propria. Programma che non si concluderà domani, ma lunedì alle ore 15. La sfida tra Favara Academy e Atena, tutta agrigentina. Andate sotto a volta! Andando live con te chi davanti, sta a pescare live, perché chiama il bandiera, non c'è niente da fare. No, vai, Punizione, andate Vis Palermo. dentro! Pallone in mezzo secondo palo, non va da Agnello che si era inserito. Il tocco di terzo. Battuta già. La punizione. Calisti. Leonardo. Profondo. Nel cercare i compagni. Giù Scafidi. Fallo duro. Insieme ad Arena i due cadono giù. E si chiede l'intervento da bordo campo. Acqua e spray. Si rialza Arena. Stessa cosa per Scafidi. Entrambe le squadre momentaneamente in 10. Regge comunque la parità numerica. Punizione Fincantieri con Catanzaro alla battuta. Barriera a 2 per Mazzola. Si va Catanzaro verso la porta. Mazzola. Rientrano sia Scafidi che Arena. Lascia dietro Tantillo per Catanzaro. Solito lavoro con la suola, cercare la profondità, chiamata Viviano. Sala Visconti, scivolata fondamentale di Leonardo. Prende De Giorgi, manda a correre Visconti, un po' troppo lungo il passaggio, o meglio, troppo forte il passaggio corto in uno spazio stretto. Si rimane
su questo 0-0. Un risultato di puro equilibrio. Si gira Scurato, perde però subito il possesso del pallone. Catanzaro lascia tutto, pallone per Scurato, calcia rasoterra, Mazzola, lancio lungo subito, la corsa di Visconti, lungolinea da Adelfio, Adelfio chiude definitivamente Mistretta. Si cerca Adelfio, la sua girata, pallone non spazzato, si pezza con questo tiro da fuori, il gol di terzo, stupendo per sbloccare il match. La Vis Palermo si porta avanti con terzo tiro lento ma efficace, dritto in porta, 1-0. Serviva una giocata, è arrivata. Il gol di terzo dalla distanza ha sbloccato una partita difficile dopo due traverse e un rigore contestato dalla Fincantieri. Adesso la Vis a condurre. Pronto un cambio lato Fincantieri, esce Scafidi. Non si tira, non si segna, è una legge del calcio. Noi pensiamo troppo a voler arrivare in porta con tutto il pallone, cerchiamo sempre. Entra D'Alessandro al posto di Scafidi, la prima mossa di Fresco. Visconti, De Giorgi, passaggio funziona per Visconti verso il centro. De Giorgi attaccato da Scurato, il recupero di Catanzaro, la risposta di Agnello. L'arbitro in mezzo all'azione, si continua comunque perché il possesso rimane di marca Fincantieri. Da Alessandro, la sterzata verso il sinistro, fermato subito, poi la chiusura su Visconti è rimessa Vis. Ci vuole
Raccomandazioni anche a De Giorgi. Alla prossima è giallo. Catanzaro di mezzo, il tocco di Leonardi, pallone lasciato lì però da parte di Arena. C'è Mazzola che alla fine decide di prenderla con le mani. Gol di Terzo un paio di minuti fa, che ha sbloccato la situazione. A questo punto si aspetta la risposta della Fincantieri, sponda di prima verso Delfio, ce la fa a mantenerla in un primo momento. Poi si va a prendere il calcio d'angolo con la battuta affidata a Salvatore Marsala. Il calcio d'angolo, pallone altissimo, colpo di testa alle via di Leonardo, pallone che rimbalza davanti Viviano, con Terzo che la butta fuori dalla portata degli avversari, se la allunga male Scurato, recupera De Giorgi. La giocata molto buona di Gaziano nell'evitare l'avversario. Catanzaro sempre di più verso l'esterno, finta il cross, mette a sedere il proprio avversario, poi finisce giù, non c'è calcio di rigore secondo l'arbitro. Ciò che esattamente ha cercato Catanzaro. E Demma dalla panchina della Vis vorrebbe qualche cartellino giallo in più per simulazione. Adelfio sfrutta anche il rimbalzo del pallone sul terreno di gioco. L'azione si spegne subito, allora da Alessandro, il nuovo entrato, è ancora sua anche l'ultimo tocco. Tanto lavora dietro nel pressare l'avversario. Ma che fai quello che ti dicono poi? Ammonito Terzo per perdita di tempo. Avanza Scurato verso l'interno, esulta la difesa della Vis. Catanzaro, Fincantieri che cerca in qualche modo di alzare i ritmi, è abbastanza difficile. Adelfio lotta, chiude ancora una volta in maniera magnifica Gaziano. Sempre fondamentale il lavoro del centrale di Fresco che va con il secondo cambio, è pronto ad entrare Scriventi. Scecalisti al suo posto. Dentro Scriventi
e calcio d'angolo Vis Palermo. Battuta nel cuore dell'area, in due a staccare, nel liberare, colpo di testa di Terzo, un regalo per la Fincantieri Scriventi, proprio lui a rincorrere questo pallone, finisce fuori. Ultimi 20 da giocare, Vis è sempre avanti. Attacco provato da Adelfio 2 volte, Terzo, morbido, trova l'avversario, Fincantieri che ne esce così, palla al piede da Alessandro, scivola assieme ad Arena. Visconti contro 2 avversari, forse anche 3, pallone profondo, dritto verso il portiere. Terzo, verso Adelfio, la scivolata che non è efficace perché il possesso è ancora a favore della Vis. Tiro fuori abbondantemente con il tentativo provato da Salvatore Marsala. Adelfio e falloso. Anche la Vis sta andando con la prima sostituzione, conclusione da fuori di Cilio, centrale per Mazzola. Non è stato trovato tantissimo Cilio nel corso di questa partita. D'Alessandro appoggio però agli avversari e allora Terzo nella zona di Visconti contro Leonardo, lo supera Visconti, poi Leonardo va a commettere fallo. I due protagonisti si scambiano il 5, punizione per la Vis Palermo. Adelfio con il destro, oppure Visconti con il sinistro. Va Adelfio, basso, Leonardo risponde in barriera, sponda provata da Terzo. Si ritorna nella zona di De Giorgi, scivolata di Gaziano. Il problema è che il pallone rimbalza sul proprio compagno. C'è anche la munizione per Gaziano. Nel frattempo si è fatto male un giocatore della Vis Palermo, si crea un capannello attorno all'arbitro. Dovrebbe essere calcio d'angolo, dato il doppio rimpallo. Si rialza nel frattempo De Giorgi, si può andare con la battuta dalla bandierina.
Si va, cercata la testa di Mauro, D'Alessandro in testa anche a fare male Arena. Nel frattempo animi accesi per D'Alessandro, il passaggio di Scrimenti. Arena si è fatto veramente male dopo aver preso quel pallone in testa. Pallone consegnato dall'arbitro alla Vis. C'è nel frattempo cambio per la Fincantieri. Esce Leonardo, entra Pirrera. Si ritorna a giocare. Visconti la perde dopo il tentativo di controllo. Alzata provata da Viviano, il pallone finisce fuori. La rimessa di D'Alessandro per la Fincantieri. Catanzaro gira tutto dalle parti di Tantillo. Segue il pallone scurato, spazzato fuori senza pensarci. Da parte di Costa. Marsala dietro, ancora Costa. Colpo di testa. La prende Adelfio, si confonde con Marsala. Ancora De Giorgi, da Visconti contro 2. Cambia tutto. Arbitro, c'è un pallone in campo! Cerca il cross, scurato, subito respinto. La rimessa laterale. Ammonito Mauro. L'attacco provato da Scurato. Il controllo, pallone morbido in mezzo, spazzato da Agnello che libera l'area. Sta soffrendo un po' la Vis Palermo. Squadra che va al cambio adesso. Esce terzo, l'autore del gol che sta decidendo al momento la partita. Al suo posto entra Macaluso. Che si va a posizionare sul centro-sinistra di difesa. Ottima la giocata di Cilio, avanza Cilio, sempre di più, fermato da 3 avversari che vanno a circondare l'avversario. Sprintata di Visconti
rimpallo quasi vincente, finisce anche a terra, spazza da Alessandro, trova così Scrimenti, rimpallo anche per la Fincantieri, pallone buttato all'indietro e va a raggiungere Di Maggio alla difesa degli ospiti. Ultimi 10. Mistretta la lascia scorrere Catanzaro per i compagni, tiro dalla distanza di Tantillo, ribattuto. Caziano, pallone rimbalza, attacco di Cilio con la parata di Mazzola. Adelfio verso Visconti, a un passo dall'aggancio. Da Alessandro, evita in velocità Adelfio, ancora da Alessandro, ne ha un secondo addosso. Adesso c'è il fischio dell'arbitro. Punizione per la Fincantieri, che adesso lotterà fino alla fine per raggiungere il pareggio. Nel frattempo si riscaldano a fondo campo Cus Palermo e Calcio Sicilia Under 17, partita valida per il girone A, in diretta sempre su Sportisili dalle ore 17. Subito dopo, al termine di questa qui, punizione di Catanzaro in mezzo a un passo dal colpo di testa. Viviano c'era sulla traiettoria, Viviano non l'ha colpita per pochissimo. Cambi per la Vis Palermo. Entrano Giaccone e De Luca. Esce Leonardi. Esce anche Adelfio. Doppio cambio per la Vis con gli ingressi di Giaccone e De Luca alla posto di Leonardi e Adelfio. De Luca che è l'ex della partita a Vis Palermo. L'unico della squadra di Demma, mentre dall'altro lato sono Catanzaro e Scurato. L'anno scorso alla Vis Palermo, quest'anno alla Fincantieri. Catanzaro, proprio lui da fuori, abbondantemente sul fondo. Vis Palermo che sfrutterà un altro cambio tra poco, perché a bordo campo ci sono movimenti.
La battuta di Pirrera, spazza tutto Agnello a lanciare Visconti con una mano addirittura Di Maggio. Ha rischiato tantissimo il portiere della Fincantieri. Lancio profondo di Catanzaro, ancora Viviano ad attaccare la profondità. Viviano che però cade, poi si rialza subito. È caduto anche Mazzola. Sono 2 i cambi pronti per la Vis. A questo punto la squadra di Demma arriverebbe a 5. Gioco però momentaneamente fermo. Palermo che spera di mantenere questo vantaggio grazie al gol arrivato da parte di Terzo, ormai in panchina. Questa qui sarebbe, stando a questo risultato, la terza vittoria consecutiva. Tutte e 3 le partite in questione, ovviamente questa qui assieme a quelle contro Sport Palermo e Sporting Termini, senza subire alcun gol. Si deve resistere però fino alla fine. Fincantieri invece che tornerebbe alla sconfitta. Momento abbastanza altalenante nelle ultime 5 partite. Uno score che recita vittoria, sconfitta e vittoria. Oggi sta arrivando una sconfitta, anche se manca l'ultima parola. È iniziata ormai la sfida tra Buon Pastore e Fortitudo Bagheria nel programma di questo turno di campionato. Buon Pastore secondo, Fortitudo quarta. In caso di sconfitta la Fincantieri perderebbe altri punti di distacco nei confronti degli avversari. Certo, quella sfida lì è abbastanza difficile perché il Buon Pastore appunto è secondo e poi si gioca a casa del Buon Pastore, quindi c'è da considerare anche il fattore campo. Ovviamente, oltre a Vis Palermo Fincantieri, stanno per concludersi tutti gli altri match iniziati alle ore 15. Tutto a posto invece per Mazzola, visto che non è andata con i 2 cambi pronti. Si continua a giocare, si lascia far scorrere il cronometro. Rimpallo vincente voluto da Visconti, la va a prendere Catanzaro, si ferma lì l'attacco di Marsala. D'Alessandro, male la gestione, poi il tiro da fuori di Visconti che finisce fuori. Voleva in qualche modo l'incrocio dei pali. Eccolo qui, il doppio cambio per la Vis, è pronto ad entrare Marchese. Esce
Visconti. Entra anche Ignofo. Esce Marsala. Ormai dentro il tempo di recupero. Saranno 7 i minuti da recuperare, quindi si giocherà ancora per un altro po', considerando anche eventuali perdite di tempo. Si potrebbe andare anche oltre. Saranno 7 minuti a disposizione della Fincantieri per pareggiarla. Rimessa lunga. A rispondere Mauro. L'attacco della Vis. Anche perché si accendono anche gli animi con Gaziano, che rischia, perché è stato ammonito in precedenza. Ha discusso un attimo con il nuovo entrato De Luca. Punizione Fincantieri. Già un minuto se n'è andato. Catanzaro in mezzo, se la chiama Mazzola. Fa rientrare tutti. Li fa andare via dalla sua area di rigore. Dice giochiamo ai suoi Demma. Giaccone non ci arriva. Chiude Gaziano con l'ennesima scivolata del suo pomeriggio. Visto che guadagna un altro po' di metri, non c'è stata mai la volontà di chiuderla con un altro gol, anche perché quel gol che è arrivato è stata una giocata personale, un tiro dalla distanza che si è insaccato da parte di Terzo. Punizione nel frattempo guadagnata vicino alla bandierina, ma praticamente quasi tutta la Vis Palermo è dietro in difesa. C'è soltanto Marchese in area di rigore, in 2 alla battuta. Tutto ciò contro 7 giocatori della Fincantieri. A difendere e non ad attaccare. Mettetela in mezzo sta palla! E ce va a nord, scusa, e ce va a Battuta corta, si deve giocare però. La mantiene De Luca. Vorrebbe anche il calcio d'angolo, c'è soltanto rimessa dal fondo. La Fincantieri si vuole sbrigare. Pirrera, Catanzaro. Gira tutto dall'altro lato. È lungo il lancio di Tantillo. La prende Cilio, l'appoggia dietro. C'è il tiro provato da Scriventi. Subito ribattuto. In stretta. Pallone giù. Ha cercato l'appoggio Vincente Giaccone, ancora sua. Cerca in qualche modo la conclusione, tanto per buttare il pallone. Catanzaro, ancora Fincantieri in possesso. Il tutto per tutto in questo finale. Tantillo, passaggio corto,
spazza tutto Agnello nel riconsegnarla agli avversari, che però non riescono ad andare al tiro. Passaggio per Scrimenti, lascia tutto dietro, Pirrera, cross profondo, esce anche, c'è il colpo di testa sulla traversa, assurdo! In questo finale traversa, la terza della partita per la Fincantieri, veramente sfortunata. Le due colpite nel primo tempo, quel rigore reclamato, è arrivata anche questa qui. Catanzaro si cerca la sponda di Scurato, cross di Tantillo, esce definitivamente Mazzola. Ultimi 2 minuti, poco meno. E la Vis la sta portando a casa così. Ha praticamente sudato freddo per quasi tutta la partita, a prescindere dal gol segnato. E adesso sta soffrendo, come giusto che sia, dato che gli avversari vogliono almeno il pareggio in questo finale. Fallo da parte di Ignoffo, punizione Fincantieri, probabilmente l'ultima azione della partita, con il recupero che sta per scadere. Tantillo a battere, barriera a 4, sistemata da Mazzola. O c'è il tiro, il pallone in mezzo, Tantillo va al tiro, alla fine è soltanto centrale per Mazzola, triplice fischio ufficiale. L'1-0 della Vis Palermo sulla Fincantieri ha deciso il gol dalla distanza, segnato da Terzo, ma la Fincantieri ha colpito ben 3 traverse, ha anche reclamato un calcio di rigore alla fine del primo tempo. Una partita, un pomeriggio che è andato verso la via della sfortuna. Si prende questi 3 punti la Vis Palermo e continua a vincere, continua anche a non subire gol, terza di fila. In questo modo sale così in classifica a 35 punti, riduce le distanze dal Vilabate, che oggi ha ospitato la Panormus. Rimane a 40 punti la Fincantieri, e occhio al risultato della partita contro il Buonpastore, perché a questo punto, in caso di vittoria della Fortitudo, aumenterebbe il distacco dalla Fincantieri, con quarto e quinto posto che prendono così le distanze. I festeggiamenti da parte della squadra di Demma, che si va a prendere questi 3 punti. Vis Palermo che nel prossimo weekend andrà nell'Agrigentino a Canicattì, calcio d'inizio alle ore 15 di sabato prossimo, stesso orario, stessa data per la partita della Fincantieri in casa contro l'Atletico Stella d'Oriente. Tra pochissimo la sfida tra Cus Palermo e Calcio Sicilia, sempre per quanto riguarda il campionato Under 17 siciliano, ma del girone A. In diretta su Sport Sicily è tutto invece per Vis Palermo Fincantieri. Grazie dell'attenzione, ciao, da Salvo Giracci.